al centro delle polemiche, si cerca una soluzione, a breve verrà aperto un tavolo e allora noi abbiamo in diretta, e lo ringraziamo per essere intervenuto al TGcom24, il governatore della regione Veneto, Zaia. Buongiorno Presidente, allora si raggiungerà un'intesa sul destino degli impianti? Veda, noi stiamo parlando di un'azienda importante che ha oltre 6.000 lavoratori in Italia, 4 regioni coinvolte, una messa in discussione totale con vecchio piano, nuovo piano di oltre 1.600 posti di lavoro. Ci dicono che le motivazioni sono essenzialmente date dal costo dell'ora lavorata in Italia, che è di 27 euro contro i 7 euro dell'Ungheria. Però noi sappiamo anche, e queste sono informazioni che abbiamo, che in Ungheria non è che guadagnano, per cui forse qualcosa sul quale ragionare c'è. Io penso che prima di parlare di accordi varrebbe la pena di capire quali sono gli investimenti che si sono fatti in passato fino ad oggi, qual è la prospettiva per il futuro e quindi ragionare sul piano industriale. Non è che ogni giorno possiamo pensare di delocalizzare le nostre aziende in giro per il mondo perché c'è qualcuno che dà la manodopera gratis, perché se fosse così allora bisogna chiedere agli italiani di fare le valigie e andarsene da casa loro. E comunque sta esplodendo anche un caso politico, perché insomma sembra traballare la poltrona del ministro Zanonato, il ministro dello sviluppo economico, insomma ha diramato una nota dicendo di essere eventualmente pronto a dimettersi qualora il Presidente del Consiglio glielo chiedesse. Guardi, queste sono questioni in casa altrui. Io so solo che come governatori abbiamo chiesto questa convocazione già il 12 ottobre, io personalmente ho inviato una lettera già il 12 ottobre del 2013. Abbiamo perso 3 mesi e mezzo preziosi a mio avviso, però cerchiamo di guardare anche avanti, pensando che poi lì ci sono le famiglie di lavoratori in ansia, perché se perdono il posto di lavoro significa ancora crisi, e glielo dico dal mio Veneto, da 170.000 disoccupati. Però una prospettiva positiva c'è. I dati degli Stati Uniti ci dicono che è in corso un vero e proprio progetto e processo di reindustrializzazione, che significa che paesi maturi economicamente come gli Stati Uniti, che sono al pari dell'Italia, dove l'industria delocalizzava, oggi torna in casa perché si è capito che la produzione locale, quella domestica, è ancora la migliore. Ecco, però bisogna fare un po' di chiarezza, perché la vicenda è complessa, insomma, studiandola in effetti più la studio più mi sembra complicata, perché ci sono anche versioni diverse. C'è chi dice il tavolo poteva essere aperto in precedenza, però il Ministero dice in realtà a me se non lo chiedono ufficialmente la proprietà dell'azienda e i sindacati io il tavolo non posso aprirlo, anche se lei mi dice che in realtà la richiesta era arrivata dalla Presidenza delle Regioni. E poi l'altro piano, quello che riguarda l'azienda, io faccio un po' l'avvocato del diavolo, e come dire, se alla fine non ci sono, i benefici e i costi non sono ben ripartiti, l'azienda dice vabbè, allora noi almeno tagliamo gli stipendi. Questo è chiaro che poi è un dramma, perché si traduce in meno soldi in tasca di lavoratori, gente che ha famiglia, quindi su questo siamo tutti d'accordo, però trovare la quadra, ecco, secondo lei qual è il punto, quale dovrebbe essere il punto di incontro, se lei dovesse dare anche un consiglio da Presidente della Regione Veneto, anche da politico esperto e anche umanamente? Ma guardi, è per gradi e per ordine. Il primo quesito, il tavolo si poteva convocare 3 mesi e mezzo fa senza nessun problema. Va bene che siamo in Italia, che è l'ufficio complicazioni e affari semplici, ma non è che ci vogliono le carte bollate quando 4 governatori ti dicono apri il tavolo e iniziamo a discutere. Punto. Seconda risposta, io penso che dovremmo fare come magari ha fatto la Francia con Electrolux, a dichiarare la crisi del settore, chiedere piani industriali e confrontarci. Noi non dobbiamo mettere all'angolo l'azienda, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è esattamente essere imparziali in questo contenzioso collettivo e fare in modo che le regioni, lo Stato, il governo intervengano per salvare non la singola azienda, ma un intero comparto. Le ricordo che nella mia regione Electrolux è presente in provincia di Treviso a Susegana e lì si fanno i frigoriferi da incasso e guarda caso proprio nel territorio dove ci sono le più grandi e rappresentative aziende che producono cucine e quindi l'industria del mobile, e quindi un grande distretto. Per cui noi dobbiamo dichiararlo strategico questo settore, perché non possiamo continuare ad abbandonare la manifattura, perché la manifattura comunque è la base fondante
nostra economia. Certo, è chiarissimo Presidente. Allora noi la ringraziamo Presidente Zaia per essere intervenuto questa mattina al TGCOM 24. Noi a questo punto